Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera, quella di oggi è stata una giornata un po' particolare nelle borse valori, soprattutto in quella di Milano. C'è stata una partenza abbastanza stentata con l'indice che è sceso sotto il livello di ieri, sembrava appunto una giornata in cui si volesse prendere qualche presa di beneficio, poi invece a metà della mattinata e nel primo pomeriggio si è avuta un'intonazione un po' più positiva. Un'intonazione positiva che è diventata quasi un rally in crescita dopo l'apertura della borsa di Wall Street con i dati non tanto eccezionali ma comunque positivi che venivano da oltreatlantico, e quindi la borsa attorno alle 16 è arrivata a guadagnare anche il 2%, poi dopo si è accorta di aver corso un po' troppo e quindi ha chiuso attorno all'1,5, anche perché in fondo le altre borse europee sono state positive ma a livelli inferiori. La borsa tedesca ha chiuso con un più 1,3, la borsa inglese al più 1. Quindi diciamo un'inflazione positiva, soprattutto perché c'è un'aspettativa di notizie positive che arrivino sul fronte delle aziende tecnologiche. Alle 20 verranno comunicati i dati di Nvidia, cioè della maggiore industria sul fronte dell'intelligenza artificiale, e tutti si aspettano dei dati positivi che possono trainare ancora più positivi i mercati dopo i grossi exploit avuti negli ultimi mesi, anche se sul fronte appunto delle prospettive aleggia sempre quella ipotesi di bolla sui tecnologici, perché appunto, come dicevo, i titoli sono cresciuti molto e molti ricordano appunto come negli anni 2000, 25 anni fa, c'è stata una bolla che è stata particolarmente pesante per l'esito appunto dei mercati e soprattutto per la tenuta dei risparmi di chi ha investito in borsa. Adesso le prospettive, sì, c'è sempre la prospettiva della crisi, perché prima o poi le crisi arrivano, però in questa fase sembra ci siano alcuni elementi che tengono ancora in evidenza, quindi in prospettiva di rialzo le borse valori. Come dicevo, i titoli tecnologici che anche sul fronte italiano vanno molto bene. Negli ultimi giorni ST Microelectronics ha fatto delle quotazioni eccezionali, e anche sul fronte appunto della geopolitica, che è altrettanto importante di quello delle aziende. La prospettiva appunto di un accordo, come sembra ormai possibile, forse non tanto probabile come termine, ma possibile dopo la rinuncia di Trump all'attacco che aveva promesso nei giorni scorsi, ecco, un accordo che ristabilisca la libera circolazione del petrolio all'interno dello stretto, ormai famosissimo stretto di Hormuz, e quindi con una possibile riduzione dei prezzi, certamente graduale ma comunque positiva. Ecco, questi elementi insieme all'attesa delle mosse del nuovo presidente della Fed, Kevin Walsh, che è entrato in azione, in funzione negli ultimi giorni. Ecco, tra l'altro proprio questa sera dovrebbero essere diffuse le note della Fed, e quindi con alcuni elementi ulteriori di conoscenza sulle prospettive del mercato americano, in cui peraltro adesso si attende più una riduzione dei tassi che non una crescita, nonostante che l'inflazione sia in qualche modo a livelli abbastanza pericolosi. Però appunto la prospettiva di un calo del prezzo del petrolio e di un ristabilimento di condizioni abbastanza positive sul fronte dei mercati, ecco che a questo punto c'è la prospettiva appunto di una riduzione, di un ritorno all'inflazione a quel livello del 2%, che è il target delle banche centrali, e quindi lasciando da parte la possibilità di un rialzo dei tassi di interesse. Ecco, mettendo tutte insieme queste cose, abbiamo un'intonazione positiva per la borsa, che sta tornando in Italia verso quota 50.000. Ecco, fare previsioni per i prossimi giorni sarebbe facile, ma è anche abbastanza facile sbagliarle, però diciamo che quanto emerge dagli ultimi dati, sia sul fronte italiano sia sul fronte europeo, sembra che le prospettive siano più positive che negative. Quindi l'attenzione resta aperta, ma anche la possibilità appunto che ci sia una condizione
delle borse valori capace di stimolare il risparmio e di indurre anche i risparmiatori a investire in titoli reali, in titoli che possono anche sostenere gli investimenti delle imprese. Grazie e buonasera. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il